E siamo entrati nella bottaglia, qui naturalmente nell'azienda del conte Alberto d'Artemis Maniago. Abbiamo Fabio perché è la continuazione di questa dinastia che ormai si protrae da tantissimi tempi. Noi siamo qui a Butri a fare vino dal 1585, la famiglia ovviamente ha una storia più Sì, ma più a Maniago, a Maniago arriviamo fino all'Ottocento. All'Ottocento. Allora, siamo venuti dentro nella bottaglia perché la vendemmia ormai è stata tirata e il vino sta entrando naturalmente oramai dentro alla cantina e poi soggiornerà qua per un bel po' di tempo. Una vendemmia un po' anomala questa, no? È stata una vendemmia un po' aggressiva, no? Si è dovuto anticipare, si è dovuto mollare, si è dovuto fare tantissimi sacrifici perché la natura non la puoi gestire. No, con la natura non si scherza, ci si diverte sempre. È stata una vendemmia anomala sotto certi punti di vista, meno anomala sotto altri. È partita molto bene, è partita molto bene con l'acqua giusta, il sole giusto, poi abbiamo avuto un po' troppa di acqua sulla parte finale della vendemmia, e queste sono state le anomalie. È stato anche un ritorno alla normalità sotto certi punti di vista, dopo tanti anni che vendemmiavamo già a fine agosto, adesso siamo tornati a vendemmiare i primi di settembre, la prima metà di settembre, che è come è sempre stato in Friuli. Allora noi dobbiamo presentare Fabio perché siamo in autunno, insomma andiamo verso i mesi freddi, speriamo che ci siano i mesi freddi, perché qualcuno dice ma il vignaiolo dovrebbe gestire la natura. È la più grande fesseria che uno può dire. Insomma, se qualcuno mi insegna a farlo. Esatto, non è un santone, non è un guaritore, fa solo vino il vignaiolo. Cosa ci prepariamo per l'autunno-inverno, Fabio? Esatto, quindi ho pensato a un rosso di corpo, ma non eccessivo, e ho pensato a una cosa particolare. Il Friuli è la patria dei monovarietali, no? Noi facciamo Pinot Grigio da Pinot Grigio, Cabernet da Cabernet, Schioppettino da Schioppettino e via. Io invece ho pensato di proporvi una cosa diversa, noi lo chiamiamo Vignaricco. È un blend Merlot, Cabernet e un 20% di Schioppettino per dargli un po' di territorio. A Butrio, secondo me, nella nostra zona, i rossi devono essere assaggiati, devono essere bevuti perché sono dei grandi rossi, abbiamo l'orientamento giusto, abbiamo la temperatura giusta, abbiamo la collina che ci dà la ricchezza giusta, le uve. Sono quelle le giuste, nostre no? sono, esatto, orientate a sud-sud-est, prendono sole tutto il giorno. Dati dimostrano che le temperature medie sono più alte che nel resto della DOC, riusciamo ad arrivare a livelli di maturazione superiori rispetto a quelle di altre aree del Friuli. E qui naturalmente si può pasteggiare con piatti grassi, no? Durante il periodo invernale, fa freddo. Assolutamente. Sempre speriamo che sia così, perché con le non si sa mai che abbiamo adesso non si può scherzare. Dai, versiamo nei calici, come sempre questo programma di Vino in Vino da ormai 25 anni. Alla fine facciamo sempre un brindisi augurale, anche perché le cantine sono sempre aperte, si possono fare degustazioni tutto l'anno, no? Tutto l'anno, senza quasi. Ho visto che sono tornati anche dopo il Covid molti stranieri, Fabio, no? Sì. Beh, abbiamo americani, abbiamo ungheresi, abbiamo polacchi, abbiamo tedeschi, abbiamo austriaci. Siamo tornati ad essere internazionali. Allora, venite a trovare qui naturalmente l'azienda il Conte d'Artemis Maniago di Butrio. Noi veniamo sempre puntualmente 2 volte all'anno, ci troviamo bene, ci accogliono alla grande. Allora veniteli a trovare, farete una bellissima cosa. Ci e viva!